è un governo del Sud e per il Sud e non certo un governo per il Nord. Giampaolo Gobbo risponde così quando gli si chiede cosa succederà all'autonomia con il nuovo esecutivo giallorosso, un governo che secondo l'ex segretario nazionale del Carroccio non guarda alle regioni del nord. È un governo che non può essere certamente un governo che rappresenta il nord dell'Italia o le regioni diciamo del nord e non solo, e quindi io credo che questo sia un governo di emergenza e credo anche che sia fra due forze politiche incompatibili fra loro che credo stiano anche internamente implodendo entrambe. Intanto in casa leghista massima fiducia per il leader Matteo Salvini. In quest'anno e mezzo Salvini con il centrodestra è riuscito a portare a casa tutte le regioni del nord, la Sardegna, la Sicilia e altre regioni del sud, e quindi credo e ha dimostrato che determinate situazioni si possono anche fermare e quindi riportare l'Europa a più miti, diciamo, consigli, parlo di immigrazione.